di Catania verso Madonia, palla ancora anticipata, la palla c'è un rilancio in avanti, avanza Catania, attenzione sulla dal fuorigioco Cosa, Catania lato corto dell'area, mette dentro sul secondo palo, arriva Cosa, il portiere resta a terra, espulso Cosa, incredibile, ci espelle Cosa, non l'ha minimamente sfiorato, non l'ha toccato, questa offesa l'ha presa con Cosa. È andato sul pallone Cosa, non ha fatto nessun fallo, non c'era nessuna cattiveria, uno scontro fortuito forse con la caviglia mentre arrivava Cosa e c'è il secondo ammonizione per Cosa, ma vada via al chat, ma guarda che stadio forse ha combinato oggi, meno male che diciamo 2-0. Sappiamo che fine fatto, è espulso Cosa. Espulso Cosa, il portiere se la prende con qualcuno, non si è fatto nulla il portiere, è questo che Rondinelli è andato a dirgli, che ha recitato a terra, un altro cartellino per Rondinelli. Espulso Rondinelli? No, a quest'arbitro oggi un po' di decisioni cervellotiche le ha prese, non perché siamo dalla parte della Vigor, ma di calcio ne mastichiamo da oltre 30 anni. Quest'arbitro oggi davvero ci ha fatto innervosire con decisioni cervellotiche, un'ammonizione su Cosa senza motivo, ne sta pagando le conseguenze adesso con uno scontro fortuito col portiere e ce lo ammonisce, incredibile, dov'è la volontà del fallo? Mi sto rodendo l'intestino, guarda.